volta che c'è a tu per tu cominciamo a sorridere e a divertirci. Voi che siete lì a casa, state cenando oppure vi siete già messi in poltrona comodamente, magari anche con una bella copertina così state al caldo e state seguendo a tu per tu. Ben ritrovati da Ida Piccolo e Antonio Daddio, ciao. Buonasera, ciao Ida, ci sei mancata molto la settimana scorsa. Mi ha seguiti da casa, bravissimi come sempre. Ti abbiamo salutato e ti abbiamo so, invocato continuamente perché ci mancavi, ma adesso sei qui, ti sei ripresa alla grande. Meno male, finalmente, non vedevo l'ora di esserci. Ringrazio come sempre il vostro supporto, è importante per me e anche per te, perché ci sono veramente miriade di messaggi che confermano veramente la riuscita di questo programma. Noi siamo contenti ancora di darvi ancora tante soddisfazioni e di raccontarvi attraverso aneddoti, storie, racconti, grandi artisti, non solo della canzone napoletana ma anche del teatro, del cinema e della televisione, vero Antonio? Sì, e noi vogliamo sempre ringraziare il nostro editore Angelo Ucciero che ci dà appunto questa possibilità e questa disponibilità, direttore artistico Renato De Carmine, tutto lo staff e anche la stampa che ci segue numerosa, il Roma, Cronache di Napoli, Lo Strillo, Casoria 2 e tutta la stampa web, quindi grazie a tutti. Ma adesso però dobbiamo salutare una persona, anche lei sono mancata, sì, lo so benissimo. Ma è tornata la settimana scorsa, c'era. Lo so, senza di me. Ci ha deliziato. La nostra The Queen, Gemma Caruso, in cucina con Gemmi con la sua rubrica. Come stai Gemma? Buonasera, bene, bene. Ida, meno male che sei tornata, perché l'altra volta ci sei mancata tanto, si sentiva comunque la tua mancanza. Si sentiva? Certo. Hai pianto anche in diretta? No, non ho pianto, mi sono trattenuta. Ah, ok, ha trattenuto le lacrime la nostra Gemma. Va bene, dai, che siamo carichi, vogliamo affrontare meglio questa gran bella puntata, perché Antonio cosa perché bolla per il tuo ritorno abbiamo proprio Che bella pensato cosa. ad un personaggio del cinema, del teatro, della televisione e soprattutto che ci tiene compagnia da tanti anni e che ci fa divertire tantissimo. Ma pensa che ricordo degli spot pubblicitari di un tempo fa e mi divertivano, guarda, tantissimo. Ero anche piccina, vabbè, tante cose avremo da dire. Gli anni passano, ma adesso lo chiamiamo. Ma per lui no, Antonio? No. Per Lui niente. è uguale, immutabile. È vero. E con noi ad tu per tu Salvatore Misticone! L'ha presentato Eccolo anche qua. la nostra Gemma. Ciao Salvatore, che piacere! Buonasera! Ciao ragazzi, grazie a tutti. Ma che piacere Ciao, Daria. Salvatore, grazie Che per aver piacere accettato il averti nostro qua, invito. Salvatore. Grazie, Sono accomodati. molto contento di essere qui con voi in questo studio straordinario, perché veramente non pensavo di trovare un livello così, diciamo, alto. Scusatemi, perché in effetti negli ultimi tempi mi capita di andare anche in grandi studi, ma non bello come questo. Ma non trovare la qualità, Salvatore. Bravo, poi a questo si aggiunge che trovo voi, quindi praticamente Stai in una botte di ferro. È il non plus ultra, diciamo. Grazie Salvatore. Ma cosa ci racconti in questo periodo? Cosa stai facendo? Tante cose che poi... Ragazzi, questo periodo è un periodo molto particolare, perché come voi sapete, Sì. con questo passo della benedetta Covid, Di questa tarantella. sì, abbiamo problemi continui, specialmente diciamo non tanto a cinema quanto a teatro, perché in effetti per quanto riguarda il cinema c'è anche un po' di incoscienza, nel senso che si lavora un po' proprio ai limiti di quelle che sono le prescrizioni anti-Covid, però diciamo si riesce a lavorare. Ed ho finito adesso un bel personaggio, Soldato sotto la luna, un film diciamo importante, non è nemmeno il mio genere, perché vedrete un ruolo drammatico. un ruolo non personaggio diverso dal tuo non solito. drammatico, ma abbastanza diciamo serio, che non è, però sono quelle cose che comunque quando ci chiamano, insomma, come fai a rifiutare Ma una cosa riesci del ad genere? entrare in ogni parte, in ogni personaggio, a vestire quei ruoli, no? Eh sì, perché io ho vissuto una lunga vita in mezzo al cosiddetto popolo, Sì. quindi io sono nato in un quartiere molto popolare di Napoli, poi ci siamo trasferiti al Vomero perché là correvo il rischio di perdermi, e quindi mio padre immediatamente pensò che la prima cosa era cambiare l'habitat, e infatti mi ricapita ogni tanto di incontrare qualche amico di infanzia, prima adolescenza, e c'è proprio un contrasto enorme, però c'è il mio grande affetto, perché con loro ho diviso e condiviso un sacco di bricconate, insomma. Quindi Comunque il popolo, quindi si deve volere bene. Accidenti, a me è stato stata d'aiuto. È stato importante perché
l'amicizia era come una fratellanza, cioè in effetti un amico o un fratello era grosso modo la stessa cosa, insomma, quindi ho vissuto queste esperienze proprio con il cuore, le conservo, anche perché mi hanno dato poi la capacità di poter ascoltare questi due emisferi della società, cioè quello lì molto popolare e quello invece diciamo del Vomero che era tutt'altro, insomma, quindi... Salvatore, leggendo un po' la tua biografia, le notizie che abbiamo trovato, la cosa che mi ha incuriosito e che mi ha colpito è che tu, pur provenendo da una famiglia di artisti, Sì. però hai fatto il tuo lavoro una volta Sì. e ti divertivi, diciamo così, a fare l'attore occasionalmente. certo. Poi una volta in pensione ti sei dedicato anima e corpo. Ma io Questo direi- fatto mi incuriosisce molto. Ti dico subito, cioè io nella mia post-adolescenza amavo cantare perché vengo, come dicevi tu, da una famiglia di cantanti lirici. Ma E sei quindi- stato tenore? Sì, diciamo no, sono stato... No, sei stato... No, voglio dire, Lo sono prima ancora. praticavi di più la canzone lirica, non la lirica. Sì, perché io ho incominciato proprio a lavorare, pur essendo diciamo, un funzionario di una consociata della Banca Sì, d'Italia come sì, geometra, sì. avevo questa passione diciamo, che poi mi ha portato, anche non volendo, perché io non ci mettevo mai, perché cercavo, sai, di non rendermi poi più difficile il mio lavoro in questa società che non era, diciamo, era una delle prime immobiliari italiane, non prime come una, però prime come importanza proprio. Sì. E allora cercavo logicamente di non farmi coinvolgere troppo, e invece succedeva che questi mi chiamavano, diciamo, infatti ho collaborato con il Goethe Institute, con il Fondo di Cultura di Mosca, con il Grenoble, perché mi chiamavano proprio a rappresentare arie liriche e canzoni napoletane, anche perché io avevo poi acquisito, leggendo diciamo molto, una grande competenza sia nel settore lirico, che era quello di famiglia, che in quello napoletano, che era dovuto poi all'amicizia di mio padre, perché papà era intimo amico di Sergio Bruni, di Peppino Gagliardi, di chi c'era più, Roberto Murolo, Sì. quindi io vivevo diciamo un po' queste Però due l'hai messo da dimensioni. parte, voglio dire, e ti sei dedicato al cinema. No, che cosa succede? Che come passo io dalla sola canzone, dall'aria lirica al teatro? Sì. Non mi sto raccontando perché questa è una cosa No, che stanno ci interessa questo passaggio, sì, siamo curiosi. esatto. Anche perché lo sanno in pochi, sai, Ecco. facendo Salvatore, Io ecco. mi stavo recando quella mattina all'ufficio Sottosole. Era nel 96, si stava finendo di progettare la metropolitana, quello che è arrivata poche settimane fa sotto casa mia. Dal 96. Mamma stavano mia. progettando. Infatti Alessandro Siana, amico mio, dice ma la state costruendo, la state cercando. E allora che succede? Succede che io passavo in quella strada, perché questo ufficio di Sottosole si trovava in Piazza Dante, quindi io venendo da via Foria passai per il Bellini, c'era gente diciamo al Bellini, io gli ma che state facendo? Dice noi stiamo facendo dei provini per dei musical. Oh. Vabbè. E allora questi veramente mi volevano un po', che sai, fa proprio un classico bidone, dice, ma ce lo portiamo, dice, ma perché volete fare pure voi? Cioè, perché come si fa? E loro dissero, mi accompagnarono in portineria, che era un po' la segreteria del... Sì, là del c'era, Bellini, là sì. c'era Sì, del Bellini. il signor Russi, che era parente di Tato, no? Sì, Perché quello sì. tutto il Bellini è sotto di loro, e quindi lui mi disse, avete avuto la raccomandata? Loro intendo, sì, l'ho avuto. Il pomeriggio io ero in ufficio, mi ricordai di questa cosa, avevo la moto e corsi al Bellini, era il 96, faccio questo provino, diciamo, che Sì. vi dico una cosa diciamo da non credere, cioè il teatro tutto buio, un maestro Copiano che stava... L'occhio di bue su di te? No, niente, Ah, no, niente, niente, io però. ero Al in buio, questa, però. no, ero in questa luce, no, che non era un'esibizione, era proprio, Quindi era proprio un provino, un provino, diciamo, vero e no? proprio. E
io per la verità il mio spirito era quello, dice, potrò dire un giorno di aver cantato al Bellini, anche cantato, poi ero provino. Comunque ci sono stati. Capito? E quindi che E ti cosa ricordi succede? pure che cantasti? Che cantai. Allora tenevo sta borsa, il maestro, che era al piano, io arrivai proprio alla fine, cioè che quello stava, come si dice a Napoli, ricettando. Il maestro mi disse, chi siete? Io mi sapeva a me, non ero proprio noto nell'ambiente della danza. Io dissi, maestro, io sono qui perché devo fare il provino. Provino di che? Per il musico. Oh, ho detto, vabbè. Ecco, volete cantare? Dissi, datemi le partiture. Da che la borsa tenevo tutte le carte tecniche, era la metropolitana, che come faccio vedere la stazione di Margellina. Comunque, disse, no, maestro, non mi ricordo, dice, voi conoscete questo o quello da Rigoletto? Lui mi guardò e dice, come vi permettete? Se la sapi tu, che la sai. Quel giorno, io praticamente il pomeriggio, ho una voce straordinaria, perché sai, hai comunque esercitato le corde vocali, a parlare, non è più mattina, eccetera. Ci sparai su questo o quello, che era una cosa veramente, sembrava Caruso, come faccio là come me si perché era la mia unica e probabilmente ultima chance per cantare là. E comunque, diciamo, dopodiché si accendono tutte le luci. Mi mise una commissione in fondo che non finiva mai. E Tato Russo venne verso di me, mi guardò e disse, ma voi dove state? Da dove uscite? Da dove uscite? Ufficio tecnico, Banca d'Italia. No, Se venite domani. E chi mi faceva no, perché mi prese per 2 anni. E là incominciò poi praticamente l'impegno, perché praticamente impegno costante. sì, perché io mi sono fatte le dormite dentro al teatro, perché a un certo punto era terribile. Abbiamo fatto l'Opera da Tre Soldi, abbiamo fatto una edizione del Masaniello spettacolare, un allestimento, ma Vabbè, il sacrificio comunque c'è stato. no, accidenti, è stato veramente. Tra l'altro vediamo qualche E foto, dai. i sacrifici poi premiano. Ecco. Sì, sì, Allora, sì, sì. diceva il nostro Salvatore, la canzone, il canto lirico, il canto napoletano, teatro, poi arriva anche il cinema. Vediamoci un po' questo Vai. montaggio numero 1. Silvia, sei tornata. Silvia. Aiuto! Aiuto! Sono vergine! Professor Ruotolo? Ma facetemi parlare, mica il mio nonno è falegname. No, Scapisce. Dunque, noi abbiamo trovato due compagni nostri, uno si chiama Berto, uno si chiama Mattia. A Berto non loro, Mattia non ha capito tutti ci possono a scaroli, ma sono posto matte. Io posso fare la pensione se non con i pesci scenari. Questo fanno questo faccio solo tatà, hai capito? Alberto e Mattia, quelli di Benvenuti al Sud. Brava! Ah, certo, sì, di qui devono passare. Però dovete aspettare un po', Un poco quando? Tipo a gennaio. Se che? Ma questo amore a prima vista con Alessandro Siani e Claudio Bisio, raccontaci un po'. Dunque, in effetti noi ci siamo conosciuti perché io sì, sapevo che lui esistesse come attore, Sì. Alessandro, però non seguivo, diciamo, non mi Seguivi interessa, poco, dai, non mi interessava molto, sì. sai che poi non ti può interessare di tutto. E infatti l'ho conosciuto perché lui fu scritturato a Benvenuti al Sud, in effetti. E quindi, vabbè, subito ci fu, insomma, infatti mi ricordo il primo colloquio che abbiamo avuto era sull'altezza della pastiera. Addirittura. Solo Alessandro Ma poteva a te fare. piace basta, a me piace grosso, questa specie diciamo, di disputa su quale era la pastiera migliore. Vabbè, poi logicamente col tempo abbiamo lavorato con lui per circa 3 anni in tournée, insomma, con
successo Sei un po' il straordinario. pupillo, è vero? Quindi porti un po' No, fortuna alle compagnie. ma io c'ho Sia le compagnie, io c'ho la sia- raccomandazione del papà. Ecco, la raccomandazione. Il quale mi dice sempre, Salvatore, mi raccomando, guarda Alessandro, Ecco. gli dico, la prendo, E preoccupare. tu lo perché no, guardi, Alessandro? Lo guardi bene? è difficile a guardare. Innanzitutto che c'ha sempre, differentemente da me, che io faccio anche altre cose nella vita, lui è totalmente diciamo quello. dedito al, Vabbè, al preso cinema, dal cioè cinema, poi è sì. diventato l'industriale, Sì, insomma. sì. quindi Ma quando è- lo stavate girando, avete capito subito che sarebbe stato questo grande successo? Assolutamente no, voi dovete pensare che Benvenuti al Sud è uscito 1 anno e 2 mesi dopo che l'abbiamo fatto, tanto è vero che io non credevo che non uscisse più, perché succede che sono film fatti che poi non escono più e non ci riesci a capire, c'erano 2 o 3 belli, alcuni veramente belli, non sono mai usciti, è questione di distribuzione alle volte, perché poi il discorso produzione è una cosa, il discorso distribuzione ha un costo simile a quello che è la produzione del Mamma film, mia. è terribile la distribuzione. Allora alle volte non ci sono i fondi, non si mettono d'accordo, i film non escono. Che cosa succede? Che in effetti Dopo 1 anno e mezzo dopo esce? 1 anno e dopo 1 anno e 2 mesi noi stavamo andando, io e Luciano stavamo andando a Ischia, ospiti di questo amico nostro, e lui mi telefona e mi dice, ma tu lo sai che è uscito Chillu Film, perché quelli prima li portavano prima nei cinema periferici, Sì, eccetera. sì, Qua sì. è uscita a Ischia, figurati, dice, oh, ma Piano sei piano sicuro? si diffuse. Sei sicuro? Dice, sì, comunque. Dico, no, allora facciamo una cosa, andiamo prima al cinema e poi ci andiamo a mangiare una cosa. E così fu, io avevo il trolley, lo lasciai alla cassa e andammo a vedere questo film. A un certo punto, la gente che rideva, cioè, quando tu vedi per la prima volta un film, ci sono tante di quelle cose che ti sfuggono, cioè perché non riesci bene a sapere tante cose, ore che hai fatto, insomma, sì. eccetera. E a un certo punto si accendono le luci alla fine del film, e là c'è sta Luciano che può testimoniare, io mi alzo, questi mi vedono. Ragazzi, mi dovete credere, sono stato 1 ora per uscire dalla sala, perché poi se ne sono accorti che ero... E tanto è vero che poi alla fine mi sono scordato un trolley in cucina. Quindi c'è stato uno standing ovation, tutti in piedi che ti Ma vi applaudivano. dico, durante quell'ora e 20 minuti cambiava la mia vita, perché praticamente è sì. stata una cosa... E il personaggio com'è nato, questo Scapece? Allora, Scapece è nato, viene logicamente da una... allora, se voi vedete, sia Luca Miniero che... Da incantesimo napoletano? Brava, 2002. brava, da Incantesimo Napoletano, che i 2 registi praticamente allora erano associati, cioè Luca Miniero e Sì. coso là, come si chiama? Come? Paolo? Genovese, Paolo Genovese. Paolo Genovese, sì. loro erano tutti e 2 dipendenti della, non mi ricordo ma qual era questa azienda, che poi in effetti se tu andavi a scovare la situazione, noi dipendevamo dalla stessa entità centrale tipo Banca d'Italia, no? Per cui, allora che succede? Che io stavo al Valle di Roma, ero in teatro, perché iniziai poi iniziai a lavorare in teatro, e trovai sta lettera in portineria che questi 2 ragazzi mi invitavano il giorno dopo al bar per parlare di una cosa, e mi dissero che loro dovevano fare su film su Incantesimo Napoletano e che avevano bisogno di questo zio di Torre, cioè che doveva essere un personaggio particolare, eccetera. E io Una certa dialettica. lo feci, e Sì. già questo... Mi ricordo che fu rappresentato a Napoli, a un certo punto ci fu un applauso durante questa presentazione del film, di questo Questa personaggio. preview, sì. È una cosa proprio... E allora che successe? Che in effetti quando Luca Minieri mi chiamò e disse, senti, io vorrei ripetere un po' il personaggio di Benvenuto al Sud, di Incantesimo Napoletano, però lo vorrei rendere addirittura, diciamo, meno comprensibile. Sì, mo ci proviamo, eccetera.
E con Marita Delia, che fece il cast Marita, lo studiammo insieme, quindi studiamo diverse versioni, diciamo. Certe erano proprio incredibili, insomma, addirittura secondo me anche più divertenti di queste. Quando lo proponemmo, loro dissero facciamolo e così l'abbiamo fatto. Insomma, Però successivamente spaccato. sono nati anche altri film, Un mondo d'amore. come no? Un Febbre po' da prima, cavallo. un po' Febbre da cavallo invece dopo questo. Febbre, sì, poi tutto dopo. In effetti, Con Carlo Vanzina anche la Mandragana. sì, molte cose ho fatto con Carlo. Dunque io ho iniziato sai che mi ricordo, ma probabilmente proprio Un mondo d'amore, molto bello, era su Pasolini giovani, facevano un bruttissimo personaggio che era l'usuraio che poi rovina tutta la famiglia. Mannaggia. Che cattiveria, di che Pasolini, personaggio. purtroppo. Però vediamolo questo personaggio. Sì, Ma dai, ce l'avete? Antonio, No, dai. no, Pensaci vediamo, tu, vai. vediamo questo personaggio di Salvatore Missicone. Abbiamo raccolto così alcune immagini, sempre tratte Fate un un po', bello lavoro, sempre un po' tratte dai social. Poi me ne Vediamo date una copia. Oh, come no? questo blocco numero 4, abbiamo raccolto un po' delle foto personali di Salvatore. Per far vedere che hai una bella voce, tu devi cantare perché devi esprimere quello che ha scritto il poeta, cioè quello che scrive il testo, perché la canzone napoletana è una poesia circondata di musica. E infatti voi leggete sempre prima di Giacomo Sì. Costa, perché? Sì. Perché in effetti scrivevano i grandi poeti le poesie, in effetti, e venivano rincorsi dai musicisti che volevano musicarle. Quindi la cosa fondamentale è sempre il contenuto. Allora se tu segui il contenuto della canzone napoletana avrai sempre una garanzia di aver espresso perfettamente quello che è il sentimento pieno della canzone. Perché quando cantano a favore che tengono la voce, è sbagliato, non si canta Ma mo, a così. proposito di voce, visto che abbiamo concluso e dobbiamo salutare, ma vogliamo concludere con una cosa estemporanea che ci vuoi regalare? Sì. Per far sentire la tua voce? Ragazzi, No, ma anche qualche tua espressione famosa di qualche film, dai. Cose diciamo di come vuoi tu. sì, cioè, Scapisci, Di quello che vuoi ah. tu, o canzone o battute. Qualche battuta. ecco, battute, che mi dico così è facile, insomma, che vi devo dire? No, l'unica cosa che io invece non vi farei una battuta, vi leggo questo inizio di questa poesia bellissima che è Ovient, Vai, cioè e che concludiamo proprio in questo è modo. molto vicino al mare, Sì. è molto vicino al mare che io amo molto, e la scrisse il padre di Roberto Muro. Sì. Per mare, una domenica d'estate, con cuttariello in carme sotto il sole. L'afa è così pesante che si parla, ti stanca di parole. Una cupola celeste e trasparente, mi pare uscire, che accomoglia Napoli e si perde lontana, senza fine. Ha unito sparpagliate per procede, Posillo, che sorriente, che si vede latinarsi e calore stanca, ingiummate a mare, senza ombre e niente, parano tante palumelle bianche, appezzate ogni duro con una spingola. Che pace, che silenzio! Sti sono coperti, spalle aperte a fuori, penso soltanto che non penso a niente. Nuzzi marinare, luogo innanzi tornando sotto a sto sole ardente. Sbattono i terzaruri lentamente, ma già si vede in banda. A te mondo rozzo, tu vieni marinare, che la cicca in bocca, meglio non fumare, eccetera, eccetera. Salvatore Missicone, da tu per tu, È molto grazie. lunga, poi Grazie. quando avrò modo vi Grazie farò per questo omaggio, ma grazie veramente Per essere averci venuto qui. regalato Grazie. veramente tante emozioni e tanti racconti che, ecco, noi conoscevamo Salvatore Missicone, ma loro da quella parte, certo, ecco, certo. si ponevano tante domande. No, mi fa piacere, piacere averti avuto. di La tua essere- domanda finale. Ah, la domanda mia è quella sempre, e Salvatore non la conosce, No. quindi la faccio. Sì. Ma come ti è sembrato a tu per tu, Salvatore? Poche parole. Bravi, innanzitutto. Mi piace questa cosa, diciamo, di come la impostate. Non è la solita perdita di tempo, bello. non è la solita cosa per dimostrare quello in cui molti non credono, e allora cercano di dimostrare, cioè un cantante cerca di dimostrare che è bravo, o l'attore cerca di dimostrare che è bravo. Stasera lo siamo un poco tutti, vedo lei che è molto brava in cucina, tutti i tecnici belli
con tutto questo entusiasmo nel fare le cose, di voi due che Grazie, parla a Salvatore. Paolo, perché voi siete praticamente, sai, quando che le barche che se non ci metti i galleggianti di là, ti sa bocca. Invece voi mantenete tutti in equilibrio, Meno male. sono io a farvi i miei complimenti. Grazie. Grazie a tutti E quanti questo è il nostro intento, quello di mantenere sempre in equilibrio sia la musica e sia Bravo, l'arte che ci bravo, accomuna. bravo. E di questo per l'appunto mi puoi confermare, cinema, teatro e televisione ha bisogno proprio dei supporti fondamentali. E di sostanza. E di sostanza. sostanza, E a no? qualità, ecco, ripeto, la ripeto, l'ho detta all'inizio E lo dice anche alla lo dico alla fine. fine. Ma Vabbè. intanto vi, Ok. vi ricordiamo che la puntata va in replica anche domenica Sì. alle 21, quindi seguiteci anche di domenica in replica. Ringraziamo l'editore Angelo Ucciero, il direttore Renato De Carmine, tutta la stampa, tutti i tecnici. E noi vi aspettiamo al prossimo martedì. Chi sarà il nostro ospite? Seguiteci sui social e lo scoprirete. Ovviamente seguite anche Salvatore Misticone con tutti i suoi entourage. Grazie, È vero? Grazie a tutti voi. Dove ti troveremo? Teatro? Agusteo. Dal 25 al Teatro Agusteo, un vizietto napoletano. Ti voglio dire, la venite. La riderete tanto, tanto, scompiscerete dalle risate, preparatevi Gianfranco i Gallo. fazzoletti. Grande Gianfranco. Saluto Grazie la pure a famiglia. Gemma, la nostra Grazie Gemma Caruso e grazie a tutti voi che seguite a Tu per Tu su Partenope TV. Buona serata e Buona grazie serata. ancora a Salvatore Misticone. Ciao, Grazie. grazie a Salvatore. voi, grazie a voi, grazie a voi.